le autorità costituite, l'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Noi, invece, vogliamo la libertà di essere pacificamente liberi. Ci troviamo questa domenica 6 aprile alle ore 18 in Piazza dei Signori a Verona. Buongiorno, buona Padania amici ascoltatori. Sabato 6 e 5 aprile 2014, 6 domani domenica, in studio per la rassegna stampa Giuliano Citterio e, come appunto annunciato, anche l'amico Marco Scaglia. Buongiorno Giuliano e buongiorno a tutti. Allora, cominciamo ovviamente con la Padania. Sono momenti abbastanza intensi, assolutamente importanti, quello che stiamo vivendo in questi giorni, l'attività della Lega sul territorio, compreso i convegni della Basta Euro. Fra l'altro oggi si terrà, ricordiamolo, si terrà il convegno a Monte di Buia in provincia di Udine, oggi appunto sabato 5 aprile alle 17:30, strade del Ciscielat, e qui mi perdonino i furlani, presso il parco festeggiamenti, con la presenza appunto del professor Borghi Aquilini e di Matteo Salvini. Cominciamo comunque con il rendiconto della Padania, partendo dalla prima pagina con un altro tanco, quello guidato da Renzi questa volta, il bullo compressore, è il titolo dell'articolo di prima pagina, occupata per la maggior parte dalla foto appunto di Renzi autista di schiacciasassi. Il premier Renzi schiaccia senza pietà ogni richiesta dalle nostre regioni per premiare scelte centraliste, come quella di cancellare le province e di regalare a Roma altri 28 milioni e mezzo per la raccolta differenziata. Al desiderio di indipendentismo veneto si aggiunge ora la proposta di Maroni per un referendum per la Lombardia a statuto speciale, e la foto appunto di Renzi che asfalta nord, autonomia, democrazia e lavoro. Sempre dalla prima pagina, ricordato che mancano 50 giorni al 25 maggio, giorno delle elezioni europee, e poi due presentazioni, uno ovviamente riferito a quello che è successo in Veneto con gli articoli di Max Ferrari e Andrea Monti, le idee si contestano, non si processano, domani tutti a Verona, e poi il resoconto di Matteo Salvini, del segretario Salvini, sull'andamento della raccolta di firme per il referendum, e pare che anche non solo dalla Padania i comuni chiedano i moduli per il referendum. Le pagine 2 e 3 dedicate a quello che sta succedendo a Roma e quello che sta portando avanti nei confronti in particolare delle colonie, perché non ricordiamoci che l'abolizione della provincia è stata fatta esclusivamente per colpire le province della Padania in mano a esponenti leghisti e esponenti del centrodestra. Sì, e poi tra l'altro non è neanche un'abolizione vera e propria, perché tutti i costi più pesanti vengono mantenuti. Infatti lo vedremo poi da Libero, che praticamente anche dal giornale, appunto, che con 4 conti insomma non è un grande vantaggio per il popolino. Renzo soccorre Marino, pronti 28 milioni e mezzo per la monnezza romana. Da lunedì all'esame di Montecitorio il decreto sugli enti locali che contiene il Salva Roma Ter, poi ci sarà il Quater e il Cinque e il SES, molto bene. E poi anche sempre per quello che riguarda la situazione romana, sempre portatrice di debiti a non finire. Fra l'altro mi sembra che i romani ultimamente si preoccupano
più che altro di venire nelle pagine di Radio Padania Libera a rompere le palle, a insultare eccetera, piuttosto magari che preoccuparsi a ripulire un po' la loro città e magari tenere un po' d'occhio i loro amministratori che non fanno altro che riempirli di debiti. E la situazione l'AMA è è l'ente comunale che si occupa della raccolta dei rifiuti, metà dei mezzi in officina, ben 26 dirigenti. Ecco perché i conti dell'AMA non tornano. Ricordo che fra l'altro mi pare un paio di giorni fa è venuto fuori appunto anche sul web il sindaco Marino che cominciava la sua strategia del piagnucolamento, no? Dicendo che non sapeva più dove mettere i rifiuti. Io avevo dato un paio di consigli, ma non so se posso dirli per radio, per cui diciamo che io un paio di consigli glieli ho dati. Le soluzioni le avremmo. E poi ovviamente quelli che sono i dati della realtà assolutamente differenziata, non solo la raccolta: nord virtuoso, centro così così, sud lazzarone, quote vicino al 100% in Veneto e Lombardia, da Lazio in giù sotto media e fino ad arrivare appunto all'estremo sud con dati da mettersi le mani nei capelli. Domani tutti a Roma, vademecum della manifestazione, l'elenco dei pullman, una piantina dell'ubicazione della manifestazione e poi appunto le dichiarazioni che partono dall'articolo di prima pagina di Salvini: le idee si possono contestare e non processare. L'articolo vediamo di leggerlo questo, perché anche se io sono più per dare i titoli e invogliare ad andare a acquistare, però questo mi sembra che sia interessante anche per i non leghisti che normalmente ci ascoltano. Prigioniero Bernardelli, grazie amici della Lega. Frastornato, così Borghezio definisce Roberto Bernardelli, prigioniero politico nel carcere di Lecco. D'altra parte, come non essere frastornati dopo che qualcuno ti piomba in casa e ti porta via nel cuore della notte? Bernardelli in quel momento si sarà fatto delle domande di fronte a un'accusa enorme di terrorismo, avrà cercato di capire il perché, di indagare nella memoria e di trovare qualcosa che potesse giustificare una simile accusa. Non ha trovato niente, da qui nasce l'essere frastornato, lo sgomento, colpirne uno per terrorizzarne 1000, ma stavolta non ha funzionato, sono arrivati i nostri nei panni di Borghezio, si è commosso, ci siamo commossi, racconta Borghezio, e questo la dice lunga, visto che si tratta di due duri, ma si tratta della commozione che nasce da ritrovare un amico e nello scoprire che anche grazie alle pagine della Padania non si è stati dimenticati. Da parte sua Bernardelli, che non è più militante della Lega, non ha chiesto nulla, si è detto contento della visita, ha detto di non aver ancora capito perché lo hanno arrestato, ha ringraziato Salvini e i leghisti che fanno il tifo per lui. Da uomo generoso, fra l'altro la colpa, una delle sue colpe è quella di aver spedito, che l'ha spedito in galera e finanziato i terroristi con l'esorbitante somma di 3.500 euro, praticamente ha fatto la carenatura del bulldozer della Ruspa. Ha chiesto a chi è libero e a chi ci legge di aiutare gli altri arrestati nelle spese legali e si è detto preoccupato per i suoi dipendenti. Scherzando con Orini, anche gli arrestato Bernardelli rideva e raccomandava di non fare stupidaggini per non finire come quei generali golfisti nel film con Tognazzi che finiscono tutti in galera. È chiaro a tutti, leggendo le carte, che Bernardelli era convinto di finanziare un gruppo di autonomisti impegnati in azioni di propaganda e in cruente azioni dimostrative, come del resto è stata anche l'azione, parliamoci chiaro, del 97 dei Serenissimi, dei primi Serenissimi, il famoso tanco e l'occupazione del campanile. Premesso che anche nei confronti dei veneti si tratta di un processo alle intenzioni, nel suo caso siamo anche oltre, visto che Bernardelli non ha mai preso parte alle riunioni in Veneto, non ha prestato giuramenti di sorta, non si apprestava a azione alcuna e non sapeva nulla dell'improbabile tubo spacciato per cannoncino della Ruspa scassata che i giornali spacciano per pericoloso carro armato. Il suo è un arresto preventivo, di questo ne abbiamo parlato anche giovedì sera. Praticamente questa Repubblica nel suo asfaltare la democrazia è arrivata dove si era arrivati nel ventennio, cioè gli arresti preventivi, l'incremento esponenziale dei reati di opinione, il mantenimento d'altronde del codice Rocco e l'aggravamento ulteriore portato a queste leggi liberticide con la legge Mancino. Mi sembra che la dicono lunga sul livello di democraticità dei governanti italiani. C'è anche l'articolo di Andrea Monti, Fratelli che sbagliano ma io sto con loro. Fratelli che sbagliano mi sembra un po' prematuro, visto che siamo sempre nel campo delle
chiacchiere, cioè quante volte io per esempio parlando con i miei amici ho parlato di rappresaglie, di impiccagioni, di andare a prendere casa per casa. Io ho fatto un esempio su tutti, cioè chi e quante persone non hanno detto magari al telefono, parlando con un amico, non so, in questo momento di crisi o di rabbia, io quello gli sparerei. Bisognerebbe andare a Roma sì. e farli fuori tutti. Questa frase così, questo sfogo, se tutte le persone che hanno detto questa frase al telefono ad un amico fossero state intercettate e poi arrestate per... Altro che sovraffollamento delle carceri. Infatti, cioè, quindi bisogna comunque vedere il contesto e distinguere sempre chi dice una frase forte. Di parole non è mai morto nessuno, di tassazioni e di criminalizzazione invece è morta parecchia gente, diciamo, visto i suicidi che ci sono stati. E poi scusa l'ultima cosa, quando si parla di un attrezzare con un cannone 12 mm, è una cerbottana, poco più di una pistola d'aria compressa, una cerbottana. Mi pare che sono 4 o 5 mm e poi il calibro delle chi ha visto le immagini della ruspa, io vorrei sfidare qualcuno a vedere quella ruspa che arriva in piazza San Marco ai 5 all'ora. Vabbè, Grillo intanto a caccia di consensi, ecco perché va la rincorsa della Lega. Vabbè, ma questo è una cosa che abbiamo verificato fin dall'inizio, non avendo un piano strategico, una ideologia, un programma ben chiaro da seguire. Ovviamente la politica di Grillo, oltre che al fanculismo, si guarda anche al piedi in 1000 scarpe, per cui cerca di aggrapparsi rubacchiando qua e là tutte quelle che potrebbero essere le campagne di propaganda che possono attecchire nella gente. Intanto Renzi in trappola, se perde l'asse col Cavaliere finisce accerchiato da minoranza PD, CGIL e professoroni. Anche qui ne discutevamo prima con Marco, con Forza Italia, che ormai è diventato il partito del salto della quaglia, dice una cosa poi ne fa un'altra, e tutto dipende dagli umori dell'uomo di Arcore che schiocca le dita Sì, perché sentire Brunetta che grida al golpe e intanto Verdini che incontra Renzi e dice affidabile per le riforme, vuol dire che prendono semplicemente in giro le persone, quindi... Prosegue sempre sulla Padania la pubblicazione della Basta Euro. Oggi siamo ai quesiti numero 23, 24 e 25. La pagina di economia di Paolo Brera: il declino dell'Italia è epocale, soltanto nel 1946 si tornerà come nel 2007. Al di là che il 46 già è una quota abbastanza difficile, quantomeno per quelli come me, da raggiungere. Io non ho neanche fiducia che si torni ai livelli del 2007. Abolizione delle province, intanto spot elettorale sulla pelle dei cittadini, la rabbia di Muraro, presidente della provincia di Treviso, anche lui l'abbiamo sentito nel corso della puntata di giovedì sera dedicata in massima parte ai fatti del Veneto. Fra l'altro è intervenuto, e ringraziamo per la disponibilità anche il governatore Luca Zaia. Con Leonardo Muraro appunto, oltre che le vicende dei Nuovi Serenissimi, abbiamo parlato anche di quello che sta succedendo con queste riforme costituzionali che vengono fatte da un governo di non eletti nel giro di 4 minuti. Anche qui mi sembra che l'attendibilità democratica di questo governo sia abbastanza discutibile. Si unisce al coro delle proteste anche il presidente, il collega di Muraro, presidente della provincia di Sondrio, Massimo Sertori. Giustamente nel grossetto è come se avessero dato la colpa del disastro della finanza pubblica agli enti locali, così torneranno a centrare tutto, le prossime a pagare dazio saranno le regioni. D'altronde il piano mi sembra ormai abbastanza chiaro: delegittimare in maniera lineare tutte le istituzioni locali a livello locali, che sono quelle poi che vengono elette direttamente i cittadini. Infatti anche sull'anteprima di domani rimarcherò un po' questa cosa, no? Che è stato ormai eliminato il voto alle elezioni politiche. Con questa nuova scoperta sulle province verrà eliminato anche il voto per le provinciali, rimane il comune e le regioni. Come ho detto già tempo fa, qualche nostro sindaco l'hanno arrestato, così qualche arresto spot per delegittimare i sindaci. Le province stiamo leggendo, le regioni
tutti i consiglieri regionali sono spreconi, poi qualche... messi insieme tutti i rimborsi più o meno farlocchi di tutte le regioni a livello nazionale sono una goccia nel confronto di quello che ci costa per esempio Roma Capitale. Vabbè, io ho fatto così un piccolo conteggino: tutti i consigli regionali d'Italia costano 1 miliardo di euro all'anno, la spesa pubblica 800 miliardi di euro all'anno. E poi ecco, a queste notizie se ne aggiungiamo anche le balle che scrivono sul federalismo, che è colpevole di tutti i mali quando non è ancora in funzione. Ecco, loro dicono accentriamo tutto a Roma e manteniamo com'è. Intanto seguiamo con interesse, e lo seguiremo anche nelle prossime puntate di Sulla Strada della Libertà, quello che sta avvenendo in Lombardia, l'iter che prenderà questa richiesta di statuto speciale, cercare di arrivare quantomeno ad avere gli stessi diritti che noi potremmo mantenerci tranquillamente senza grossi problemi che hanno altre regioni. Chiudiamo dalla Padania con la presentazione di un libro composto da 5 racconti di Alfio Crancic, da poco anche collaboratore della Padania, infatti vediamo spesso le sue vignette in prima pagina, la presentazione di una bella mostra dei pittori bolognesi che si tiene a San Pietro in Casale in provincia di Bologna, e poi le ultime 3 pagine fittissime di avvenimenti, di appuntamenti della Lega, in particolare l'abbiamo già ricordato all'inizio il Basta Aero Tour che ci sarà a Monte de Buia in provincia di Udine oggi pomeriggio, tardo pomeriggio alle 17:30, gli appuntamenti in particolare del presidente federale Umberto Bossi che proprio oggi alle 17 sarà a Vigevano per l'inaugurazione della nuova sede della Lega Nord in via Madonna dei Sette Dolori 13, ricordo Umberto Bossi alle 17 a Vigevano. E poi ovviamente di Matteo Salvini si può dire solo comprate la Padania e leggete, perché sennò va via tutta la sedia stampa a leggere gli appuntamenti. In particolare è in tour nell'Alto Veneto e in Friuli, proprio appunto in concomitanza con l'occasione della presentazione del Basta Aero Tour appunto in Friuli. E poi ovviamente la manifestazione federale di domani, domenica 6 aprile alle 18 a Verona, in Piazza dei Signori, al quale parteciperanno appunto insieme a Matteo Salvini anche tutti i nostri esponenti. L'ultima pagina di copertina, continua ovviamente la campagna referendaria, la raccolta di firme, e sono segnalati moltissimi gazebo, in particolare in Emilia, in alcune province della Lombardia, del Trentino e del Veneto, per i gazebo che si terranno proprio in questo ultimo fine settimana. Passiamo al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera non si occupa minimamente di quello che è successo in Veneto, non so se per protesta che lo ritiene un atto vergognoso o semplicemente perché quello che succede ai popoli padani che vogliono essere liberi non gliene frega una mazza. Comunque non c'è una riga su questo. In prima pagina PD al 33%, Forza Grillo, Forza Italia e Forza Grillo, mi è venuto chissà perché. Un'alleanza strana. Perché Forza Italia e Grillo alla pari al 21%, Scelta Civicas et Spiras, il nuovo astro nascente rifondaiolo greco, sotto la soglia del 4%, per cui a secondo questo sondaggio di Pagnoncelli fuori dal Parlamento europeo. La foto di prima pagina segnala l'uccisione in Afghanistan della cronista, della fotoreporter tedesca Anja Niendringhaus, che aveva anche vinto un premio Pulitzer. L'editoriale, ma che assolutamente secondo me è abbastanza così, non sapevano cosa scrivere, riparte ancora con la faccenda delle quote rosa. E poi, che ho segnalato, una notizia anche questa interessante, anzi 2 della Verità, quella diciamo rimarcata in maniera più piccola, segnali di risveglio, Schumi migliora. E poi invece questa è interessante, inchiesta dei PM di Milano, sottratti al fisco 4 milioni, sequestrata per evasione la villa di Gian
Nannini, lo vedremo poi anche questo all'interno. Ovviamente Renzel Uberalles, tutte le grandi manovre del terzo governo non eletto, in particolare addio sedi diplomatiche in Islanda e Honduras. Fra l'altro pare che, a secondo quello che scrive, non so mi ricordo più se il giornale, sedi che non erano nemmeno operative, quindi alla fine no, per cui anche queste tutte un altro spottone, esatto, tutte smacchiature di facciata. Faccia a faccia di Renzi con Napoletano, ovviamente era appena andato Berlusconi e non poteva fare di meno il compare di Berlusconi, anche perché, parliamoci chiaro, questo governo è tenuto in piedi, che se ne dica, dall'asse Renzi-Berlusconi, e cioè comunque PD, Forza Italia. Io non capisco, Napolitano, che dovrebbe essere l'arbitro, convoca le parti per decidere le riforme. Questa mi sembra una cosa abbastanza strana. Soprattutto una cosa molto costituzionale. Infatti. Il sondaggio che ripetiamo, il sondaggio che appunto è anticipato in prima pagina, PD al 33, anche qui che io francamente che in Italia ci sia un terzo di italiani che vota il Partito Democratico, cioè è una roba che mi fa impazzire, una cosa ricordiamoci che ha dell'incredibile. Ricordiamoci che c'è tanti implicati in una marea di inchieste, tutte ovviamente molto sottaciute dai quotidiani. Ma ricordiamoci che tutti quelli che noi consideriamo mondialisti, invasionisti, si può dire invasionisti, tutti quelli che noi consideriamo mali da eliminare, perché sono sprechi e tutto, per tanta gente sono pane quotidiano. Quindi se eliminiamo quegli sprechi, tanta gente non mangia più. Capiamo anche perché ci sono i voti al Partito Comunque Democratico. Appunto c'è questo specchietto che così indica, secondo gli ultimi sondaggi, chi è dentro e chi fuori dal Parlamento. Passano Partito Democratico, passa UDC, Popolari per l'Italia, Nuovo Centrodestra, coalizzati. Mi sono fatto un appunto e ho detto: ma 3 cose utili che diventano una cosa unica, diventa una cosa utile o diventa ancora una cosa inutile? Infatti. E poi il Movimento 5 Stelle, appunto la Lega Nord, che secondo il sondaggio di Pagnoncelli supera abbondantemente il 5%. Sempre dal Corriere, le tensioni in Forza Italia, Berlusconi al Libio, anche qui insomma fumo per nascondere un pochettino l'assoluta vacuità di questo partito, che ormai dire la frutta mi sembra ancora fargli un complimento, è ridotto ormai a chiedere il voto ai canarini, ai cani e ai gatti, per sostituire quello degli elettori che hanno veramente capito chi si cela e che cosa si cela dietro questo partito. Se Forza Italia volesse fare l'interesse della gente onesta che lavora, potrebbe farlo cadere in 10 minuti il governo al Senato, e quindi quello che raccontano sono solamente palle. Pagina 13 è un pochettino la messa in cifre, quella che era l'editoriale appunto sulle quote rosa, l'occupazione dei posti di lavoro delle donne, crescita più donne al lavoro in Italia, così può ripartire in fretta anche il paese. Peccato che i dati sulla disoccupazione dicono in continuo aumento, dicono che di lavoro non ce n'è. Fra l'altro questo fa il paio anche con la bella invenzione di cui avevamo parlato, di togliere i contributi familiari per chi ha la moglie a carico, dicendo che praticamente che deve mandarla a lavorare, no? Come se fosse la cosa più semplice del mondo, magari mandarla a fare un lavoro part time per qualche centinaio di euro al mese, dover prendere badanti o assistenti magari per curare i vecchi genitori ammalati. Dagli esteri appunto molto spazio alla uccisione della fotoreporter tedesca alla vigilia delle elezioni in Afghanistan, e poi appunto la presentazione, per la serie chi se ne frega, dei 3 candidati principali che puntano appunto al comando dell'Afghanistan. Però in Afghanistan votano. Sì, in Afghanistan votano almeno. Bravo Marco. Nannini evade il fisco, sequestrate ville e scuderia, e accusate di aver evaso 4 milioni di euro negli anni dal 2007 al 2012 attraverso 2 società di diritto, una irlandese e l'altra olandese, prive di strutture. Questo per sottrarre al fisco italiano le royalties dei dischi e dei concerti dal vivo, e anche qui molte volte dice: cazzo, capisco perché questa gente fa le società in quei posti. In Olanda la tassazione è del 5%, in Irlanda del 8%, contro
poco più del 70, no? Qui in Italia oltre certi livelli, per amor di Dio, non si giustificano, soprattutto questi che sono già straricchi di famiglia, che veramente fanno pena, no? A fare i furbini. Anche perché molte volte, modo, però, nel caso fosse vero l'evasione di 4 milioni, queste persone possono sedersi a tavolino con il fisco e dire: te ne devo 4, te ne do 2, la chiudiamo. A differenza invece del povero disperato che le chiedono da 1000 euro se ne trova 50.000 poi. E poi anche questo, un articolo abbastanza interessante, non ho avuto tempo di affrontare, comunque è un magistrato che parla e si riferisce a quello che sono gli ultimi provvedimenti in campo legislativo. Se una legge rischia di lasciare liberi rapinatori, scippatori e bancarottieri. Praticamente questa riforma sulla carcerazione preventiva, secondo questo magistrato, renderà praticamente impossibile mettere in galera gente che gira con Kalashnikov, che fa le rapine, e si potrà condannare solo chi ha precedenti e condanne già passate definitive, oppure secessionisti, logico, pubblicità e meteo, e poi riprendiamo, chiuderemo con il Corriere con l'articolo, la rubrica Il dubbio di Piero Ostellino. Missione possibile.
Le idee non si arrestano. Domenica 6 aprile, tutti a Verona. Ci troviamo alle 18 in Piazza dei Signori con le bandiere di tutti i popoli che da nord a sud non vogliono più essere schiavi dello Stato e di Bruxelles. Per il diritto di pensiero, per chiedere la liberazione dei 24 carcerati, perché Roma crede che l'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite, l'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. noi invece vogliamo la libertà di essere pacificamente liberi. Ci troviamo questa domenica 6 aprile alle ore 18 in Piazza dei Signori a Verona. Eccoci tornati in diretta, chiudiamo come annunciato con il Corriere, dando un'occhiata al dubbio di Piero Stellino, libertà a rischio moltiplicando i diritti. Chi credeva che il punto più basso raggiunto dal trasformismo nazionale fosse l'invenzione della casta, si sbagliava. La casta non è la causa della crisi di cui soffre la democrazia, bensì da noi è l'effetto indotto della cultura politica, fascista e comunista del Novecento, che presumeva di instaurare una libertà soggettiva e di realizzare una partecipazione collettiva più alta. Come siano andate poi le cose nel secolo breve lo si è visto, e non è il caso di ripetere l'esperienza, ma al peggio da noi non c'è evidentemente limite. Così il peggio del peggio lo ha raggiunto Papa Francesco, che ricevendo i nostri parlamentari non ha neppure porto loro la mano, facendo allusivamente riferimento a una generica e onnicomprensiva corruzione della nostra politica, che semmai dal fascismo e del comunismo è figlia, ma senza dirlo. Diciamola allora noi tutta: se per guadagnare l'applauso della parte peggiore del paese, già pronta a buttarsi fra le braccia del primo aspirante ducetto, il pontefice offre uno spettacolo culturalmente e politicamente discutibile, se per recuperare il proprio primato teologico perso con l'illuminismo fa il verso a Mussolini del discorso sull'aula sorda e grigia, il cattolicesimo ha evidentemente perso di vista il messaggio liberatorio di Cristo e si riduce a fare la cattiva imitazione di Stella e Rizzo, o peggio di Grillo. Quindi c'è qualcosa che non va anche nella Chiesa di Roma. Praticamente mi sembra di aver capito che si schiera contro quelli che fanno critiche lineari, come nella politica si usa fare i tagli lineari che colpiscono buoni e cattivi. Anche in questo caso mi sembra così di aver capito, dà un po' la colpa al Papa con il suo atteggiamento di aver voluto colpire tutti, come per dire, un po' con la moda dei grillini, insomma, come per no? dire, siete qua a ascoltare la mia messa, ma per me non contate niente. Del fanculismo generale, insomma. Dal Corriere Milano solo un paio di cose. Polemica sui bonus, ovviamente tutti i provvedimenti che prende Regione Lombardia vengono sempre passati al vaglio dal TAR e sistematicamente tutti bocciati. Adesso hanno cominciato a bocciare questo che prevedeva, secondo i dati che dà il Corriere, la possibilità di avere aiuto per maggiore per chi manda i figli alla scuola privata anziché pubblica, però tenendo sempre in considerazione che chi manda i figli alla scuola privata paga ugualmente le tasse come se lo mandasse alla scuola pubblica, insomma. Poi scusa, sentivo mentre venivo qua nel Gazzettino Padano che la giunta Maroni ieri ha eliminato il ticket sui farmaci per, mi sembra, gli over 65 o 75 anni per i medicinali di fascia A, quindi un altro passo avanti verso il famoso 75%, poi sono stati... perché non è solo tenere qui dei soldi generici, ma è avere appunto la possibilità di ridurre i costi. Poi vedo che i giornali non ne parlano, comunque anche mi sembra 10 milioni di euro per le imprese per favorire nuovi progetti, quindi la giunta Maroni sta aiutando
le categorie, quelle che noi definiamo oneste e produttive. Certo. E poi appunto qui la proposta di Maroni: le nostre tasse restino qui, la soluzione a tutti i nostri problemi, la nuova terra promessa si chiama Lombardia a statuto speciale. La proposta è essere approvata al Consiglio regionale con i 2/3 dei voti validi, la maggioranza di centrodestra non basta, appello all'opposizione, mi aspetto che una volta tanto tutte le forze politiche della regione si renda conto che c'è una proposta utile per tutti i cittadini lombardi che debba essere sostenuta a prescindere da chi la presenta. Poi se calcoliamo che la giunta Maroni, nonostante il residuo fiscale, nonostante i tagli dei trasferimenti allo Stato, nonostante paghiamo una valanga di soldi, riesce a aiutare le imprese e togliere i ticket, figuriamoci se dovessimo essere una regione a statuto speciale, cosa riuscirebbero a fare i nostri amministratori. Quindi questo è molto indicativo. Passiamo a Libero. La grande beffa: Renzi toglie 780 euro a 5 milioni di famiglie. Anche qui il famoso discorso che è impossibile che ti diano dei soldi senza riprenderseli indietro. Escono dalla porta, rientrano dalla finestra. A caccia di fondi per gli 80 euro da mettere in busta paga, il governo cancella la detrazione per il coniuge a carico e regala ai comuni l'aumento della Tasi. Tra un po' io spero veramente che si arrivi a non pagare più un cazzo a nessuno, e poi voglio vedere cosa fanno, anche perché poi tra poco non ci saranno più neanche i soldi per pagare. Anche perché se non li prendi per fame, anche perché uno che è proprietario anche di un appartamento medio, insomma 90-100 metri quadri, tra le spese condominiali, le spese di manutenzione, le spese imposte dai comuni, perché non possiamo tenerci i nostri soldi sul territorio, eccetera eccetera, oppure capita tra collo amministratori come Pisapia, e francamente è la fine, insomma. E poi comunque, come dici tu Giuliano, non pagheremo più. In Veneto la gente sta provando a alzare la testa, sì. E vedi lo Stato come reagisce. Vabbè, ma no, però è giusto così, è giusto così, certo, è giusto non così può lo mica Stato. poi correre dietro a tutti, lo Stato, non a tutti la Merkel pagherà la benzina. Renzi, l'abbiamo visto, e poi anche qui per la serie chi se ne frega, oppure speriamo, Forza Italia rischia di sparire, Napoletano sta a guardare l'editoriale di Belpietro. Interessante l'appunto di Facci, che dice che praticamente è inutile andare a vedere come svolte autoritarie, tutte le nuove disposizioni, i nuovi provvedimenti che prende il governo, quando alla base di tutto la svolta autoritaria principale è quella che praticamente sono 3 anni che abbiamo un governo di non eletto, per cui perché ogni manovra deve essere portata in Europa e devono essere loro a dire se va bene o no. Vediamo il discorso dei Serenissimi, la questione veneta di Andrea. I Serenissimi, noi siamo prigionieri politici di Andrea Morigi, e si entra un po' nel particolare, parlando appunto di questi esponenti principali di questi gruppi, in particolare l'ex Serenissimo Luigi Faccia, che si è avvalso della facoltà di non rispondere e che, pagina 14, me ne sono persa, eccolo qua, e che ha reso una dichiarazione spontanea con la quale si è dichiarato prigioniero di guerra. Flavio Contin, tra gli 8 Serenissimi, già assolto in 3 gradi di giudizio per il reato di associazione sovversiva, non si è dichiarato prigioniero politico, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. E poi Roberto Bernardelli, di cui abbiamo letto anche sulla Padania, è da solo in una minuscola cella a Lecco, lo hanno trattato bene, e poi segnala Libero come l'europarlamentario Mario Borghezio ha fatto centinaia di chilometri sulle strade della Padania, che già insomma non mi sembra male, no? Per verificare di persona le condizioni di carcerazione, visto che gli hanno sparpagliato un po' in tutte le carceri perché non potessero parlare tra di loro. A Treviso è rimasto Franco Rocchetta, sottosegretario, collega, era sottosegretario nel 94 insieme a Borghezio, e si trovano appunto 20 anni dopo dietro le sbarre. La cella è condivisa con 5 altri detenuti, alcuni albanesi, altri rom. Madonna.
è costato Rocchetta è un intellettuale, conosce un po' l'albanese, tiene testa facilmente sui nuovi compagni, è un poeta della politica, lo definisce Borghezio, al telefono con libro, ma è spaesato in un ambiente come quello carcerario, anche se mi è parso lucido e ottimista per l'inchiesta. E c'è un'intervista con l'imprenditore trevigiano Massimo Colomban. L'indipendenza del Veneto è un bene per l'Italia, è una spinta alla responsabilizzazione delle regioni, alla democrazia, all'efficienza. Fanno parecchie domande, tra le quali alcune mirate sul referendum, la consultazione via web che è stata fatta sull'indipendenza del Veneto. Se c'è un referendum io mi esprimo perché l'Italia diventi come la Svizzera, come gli Stati Uniti, una federazione di stati vera, non finta come quella attuale. Ogni macroregione deve essere spinta a dare il meglio di sé. Democrazia vuol dire che il popolo deve poter premiare chi gestisce il meglio, cioè praticamente esattamente il contrario di quello che succede oggi. Gli anti-indipendentisti continuano a puntare sull'indivisibilità della Repubblica, articolo 5 della Costituzione. Prima del 5 non viene l'1, a noi manca l'applicazione del primo articolo, secondo cui il lavoro e l'impresa sono i fondamenti dello Stato. Quindi è incostituzionale tassarle al 55 o al 68%. Lo stesso articolo dice che il popolo è sovrano. Io sono per il rispetto della Costituzione, ma che venga applicata veramente. Parliamo della Ruspa, il nuovo tanco. Mi sembra ridicolo che sia stata etichettata come un carro armato e comunque bisogna mettersi nei panni della gente che ha visto crollare le proprie aziende, quindi bisognerebbe anche capire chi li ha indotti a ciò. Sono loro i colpevoli o è forse un fisco che ha perso democrazia, umanità, ragionevolezza? La magistratura sarebbe bene che imprigionasse i corrotti e i collusi più che inseguire 4 disperati oppressi da una pressione fiscale tragica. Mi sembra che abbia centrato assolutamente niente da aggiungere il problema. Dunque vediamo dove era finito quello della Le Pen, qui le solite menate, vabbè, anche questo del call center, che si sono ritirate alcune aziende candidate al call center perché è troppo basso, praticamente è la dimostrazione che la riduzione del costo del lavoro vuol dire dare stipendi di merda ai lavoratori e basta, insomma, no? Quello è quello che si vuole. Nuovi schiavi. Dunque, vediamo da che è finita la Le Pen. Eccolo qua. Allora, sono già su Facebook anche tramite Matteo Salvini le dichiarazioni della leader del Front National, la Marine Le Pen. La Le Pen demolisce Renzi come lui ne ha già visti 50. Io di Matteo Renzi ne ho visti passare in Francia una cinquantina, esordisce, persone che sono venute a spiegarmi che l'Unione Europea non funziona, che serve una nuova Europa, che bisogna cambiare le cose, che si impegnerà in prima persona, e io in Francia non ho mai visto succedere nulla. Permettetemi, senza fare un processo all'intenzione, di essere sospettosa nei confronti di chi non dice chiaramente che vuole rompere con l'Europa, che gli interessi dell'Europa sono contrari a quelli del popolo, e chi invece vuole ancora negoziare, con chi ha interessi opposti, perché questa è la dimostrazione che c'è qualcosa che non funziona. Liquidato Matteo, Marine punta al bersaglio grosso, la cancelliera Merkel. Dirige l'Europa, è divertente che lo consideri il suo reame e noi i suoi sudditi. Capisco che consideri comodo il trono, ma lei difende solo gli interessi della Germania. E poi tocca al Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, di cui molti hanno fatto notare le somiglianze con il Front National. Io ho scritto che Marine Le Pen meno assomiglia a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle, più voti piglia. Ci sono alcuni punti su cui si può essere anche d'accordo con il movimento di Grillo, come l'uscita dall'euro, e qui probabilmente ha qualche informazione distorta la Marine Le Pen. Sarà meglio che si aggiorni meglio su questo. Detto questo, non mancano differenze. C'è un rimprovero che gli faccio: trovo il suo movimento incoerente, senza una vera visione politica, non hanno una strategia da indicare al popolo. Questo mi sembra che è lì sotto gli occhi di tutti, insomma, no? Gli unici provvedimenti che finora hanno provato cosa sono stati? La cancellazione del reato di clandestinità, forse la cancellazione delle province. No, quella sì, hanno votato contro. E poi appunto il pieno possesso della commissione di vigilanza della RAI, mi sembra poi funziona, che abbiano presentato anche un emendamento a favore della parità di genere anche con i transgender. Ah sì, praticamente fare 33 le quote periodico.
arcobaleno. Per cui insomma si dà moltissimo da fare. E poi scusa, hanno dimostrato che portare in Parlamento i cittadini, come definiscono loro, siccome sono cittadini italiani che vanno in Parlamento, si trasformano velocemente in rappresentanti rifondaioli e docenti sociali. Schumacher, una speranza c'è, ha momenti di coscienza, in coma da oltre 3 mesi per i gravi incidenti sugli sci, a sbilanciarsi e ora il portavoce di famiglia mostra segni di miglioramento. Speriamo. E poi il caso dell'avvocato sfigurata dall'acido, dall'ex fidanzato che aveva pagato 2 killer per farle questo, e pare qui vengono fuori delle notizie abbastanza inquietanti. Gli inquirenti sapevano da settimane i nomi di chi poi ha sfregiato Lucia. I carabinieri avevano scoperto il piano di Varani e di complici a 25 giorni dall'agguato, ma nessuno intervenne. E io mi sono fatto un appunto qui, come funziona in Italia, erano tutti impegnati a pedinare e a filmare i veneti. Incredibile, se fosse vero è una cosa incredibile. Di solito non faccio segnalazioni dalle pagine di spettacoli, però questa insomma non mi dispiaceva segnalarlo, che fino a domani, perché al 6 aprile al Teatro Nazionale di Milano ci saranno i 2 grandi del cabaret e non solo, Cocchi e Renato, in uno spettacolo che racconta praticamente, mette insieme praticamente gli ormai quasi 50 anni di loro attività nel campo dello spettacolo intelligente. Vediamo un po', qui c'è una linguettina, Marco. Una segnalazione che hai fatto. Ecco, questo è interessante. I genitori al sindaco, Cacino Global dalla scuola di Via Santa Croce. Via Santa Croce è in pieno centro Milano, Parco delle Basiliche, si parla. Video delle mamme del parco, sgomberate lo ZAM. Un appello video contro lo ZAM, le mamme del Parco delle Basiliche tornano all'attacco. Chiede di sgomberare il centro sociale abusivo aperto in pieno centro nell'ex scuola comunale di Via Santa Croce. Caro chef, che ci proponi di nuovo questa sera? La cucina dello ZAM ti procura un bel colera. Così cantano le mamme del Parco delle Basiliche, da mesi impegnate nella battaglia contro i giovani del centro sociale ZAM. Dopo le filastrocche diffuse su Facebook e i social network, ecco un mese di lavorazione per trovare su YouTube un video musicale realizzato dalle stesse mamme. Obiettivo: sensibilizzare l'amministrazione comunale di fronte ai soprusi del centro sociale. Ecco, questi è gente che andava alle 5 di mattina a impacchettarli e portarli via tutti, anche perché alle 5 di mattina li trovi talmente inebetiti che probabilmente... Poi i cannoni li trovi davvero, però non sono i cannoni che sparano, ma sono quelli che fumano. Che bruciano le... Roba assolutamente incredibile nella Milano di Pisapia. Il Foglio... ma oggi non mi sembra particolarmente interessante, per cui chi ha una mezza idea di comprarlo lasci pure, che risparmi quell'euro e qualcosa. Praticamente la parte centrale è dedicata a un pezzo grosso della Mozilla, praticamente è una Mozilla è diciamo un grosso sito internet, è un motore di ricerca un po' particolare, insomma, che hanno cacciato una loro esponente di punta, uno che ha contribuito al successo di questo, appunto, di questa azienda, perché pare che nel 2008 aveva dato $1.000 a favore del referendum in California a favore del matrimonio tradizionale. È stato cacciato, è incredibile, no? Le due articoli di spalla, tutti e due dedicati alla politica interna questa volta, perché Renzi dovrebbe studiare quel che fa il suo gemello messicano. Pare che ci sia un esponente messicano, però non ho appurato se anche lui è stato messo lì da qualcuno oppure è stato eletto dal popolo, che pare che sta facendo l'ira di Dio, sfidando i sindacati e modificando una Costituzione. E poi l'altra spalla, Fiscal Compact, l'altro genius ex machina, l'esponente che si occupa di economia del PD, Filippo Taddei. Fiscal Compact chi? Piano renziano per evitare una bastonata da 5 miliardi. Beh, insomma, piano piano comincia anche a squarciarsi, no? Questa coltre che ha coperto fino ad oggi il Fiscal Compact. Fra l'altro puntualizziamo che c'è qualcuno, anche il non laureato Gad Lerner, e adesso ho capito perché dice un sacco di fesserie, non ha studiato abbastanza,
che è venuto anche qui in radio a dire che la Lega aveva votato questi provvedimenti, cosa che è assolutamente falsa. La Lega, una volta per tutte, è stato l'unico movimento insieme all'Italia dei Valori che si è astenuto, che ha votato contro il Fiscal Compact e il MES, il meccanismo di salvataggio degli stati dell'Unione infatti i comunicati e le Europea. dichiarazioni del nostro senatore Franco. Esatto, per cui io ho pubblicato anche su Facebook un estratto tolto da un quotidiano del luglio 2012 con le dichiarazioni dell'allora capogruppo Dozzo, che spiega esattamente la perdita di sovranità passata sotto silenzio che hanno perpetrato tutti i partiti politici, per cui che sia ben chiaro, la Lega non ha votato il Fiscal Compact e il MES, il meccanismo economico di stabilità. Dunque, da qui cos'è che mi sono segnato? Poca roba. Vediamo un po' dagli editoriali. Gli editoriali abbiamo Giustizia in ginocchio, Orlando scrive al giustizialismo anticavaliere, il primo passo di una riforma. Praticamente ormai il Foglio ha sposato in pieno, ha abbandonato la vecchia bandiera Berlusconi e si sono tutti riuniti sotto il nuovo stendardo del non eletto. Cosentino in gabbia, fa riferimento a un articolo apparso su Repubblica dopo l'arresto di Cosentino e i fratelli per estorsione e altre cose varie. Ha pubblicato un articolo Roberto Saviano e l'editorialista del Foglio praticamente lo critica perché dice che in Italia insomma uno è colpevole solo dopo che è stato processato eccetera eccetera, dopo che è stato dimostrato che ha commesso dei reati. Peccato che in questo tipo di ragionamento non ci sia una parola su quello che è successo in Veneto. E anche, anche ai nostri leghisti indagati per anni sulla graticola senza nemmeno reati accertati. Poi altri due editoriali, Sentinelle in piedi, fa riferimento alla manifestazione che ci sarà questa sera a Roma. Le manifestazioni silenziose sono i movimenti per il matrimonio tradizionale, quelli che difendono la famiglia formata da uomo e una donna, che ormai sono praticamente come gli appestati, non hanno più possibilità di manifestazioni né di convegni né di manifestare appunto la loro opinione. Si troveranno, l'hanno fatto anche qui a Milano in Piazza del Duomo, dopo che la questura ha proibito su sollecitazione dei vari circoli democratici tra virgolette un loro convegno. Ci si mette tutti in fila, in piedi, in silenzio e appunto anche qui facendo riferimento alla Costituzione, il famoso articolo che dice che tutti i cittadini sono uguali, ovviamente c'è qualcuno che è più uguale, come si dice. E poi anche sul Foglio appunto un accenno al delitto della fotoreporter tedesca in Afghanistan, sangue sulle elezioni in Afghanistan, e così un po' un commento su quello che dovrebbe succedere o potrebbe succedere in Turchia dopo le elezioni, che hanno visto rivincere abbastanza tranquillamente ancora Erdogan nonostante tutti le luci ombre dell'ultimo periodo, con implicazioni anche di familiari in inchieste di corruzione e non solo. E pare che adesso il problema è qui anche scegliere un presidente del Consiglio, o quantomeno l'analogo, che sia in linea con lui, trovare qualcuno che permetta di fare Erdogan quello che fa tradizionalmente Putin con Medvedev, che praticamente fra l'altro poi magari lo troviamo, Putin è alle stelle in Russia, ormai è un idolo. Sì, assolutamente. La parte centrale dedicata agli approfondimenti culturali, partita con un fotografone di Eugenio Scalfari, allora un po' poi mi sono trovato il faccione del nuovo ministro del lavoro, esponente delle cooperative rosse, Poletti, per cui mi sono rifugiato e consiglierò due belle pagine di ricostruzione di attimi di vita di Talleyrand, vescovo, statista e ministro francese, che fu uno degli sponsor di Napoleone. E poi per la pagina dei cinema i nuovi film usciti,
il Nymphomaniac, questi strani film pseudoporno di questo regista che io ho visto qui solo, non ci ho capito una mazza, per cui eviterò fregatura, perché diciamo che uno dei punti di forza potrebbero essere queste scene spinte, e poi gli attori protagonisti hanno tutti la controfigura per le scene, per cui è una presa per i fondelli anche questa, e poi la Divergent che qualcuno qui tiene sott'occhio e che probabilmente andrà a vedere, e non sono io. Pubblicità. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Eccoci tornati in diretta, ancora 3 quotidiani, andremo avanti con la rassegna stampa grosso modo fino alle 9:15, anche perché poi questa mattina il filo diretto potrà proseguire per una mezz'ora in più fino alle 10, io starò fino al mio consueto orario fino alle 9:30 e poi rimarrà qui in studio ad ascoltare gli amici ascoltatori, a commentare con loro le notizie della giornata, Marco Scaglia. Passiamo al giornale, il titolo è dedicato alle ultime esternazioni di Papa Francesco, con i poveri ma non con la sinistra, anche perché ormai la sinistra non c'entra più niente con i poveri, gli unici poveri a cui che interessano la sinistra sono gli schiavi extracomunitari da poter poi impiegare a metà prezzo in modo da abbassare il costo del lavoro, perché magari li fai iscrivere ai sindacati, perché spera di dargli i voti, eccetera. Per chi vota il Papa, non sono comunista, Francesco delude i radical chic e gli tirano la tonaca e spiega al mondo che sul Vangelo non si fanno larghe intese. Una foto di Renzel, un altro trucco, Renzi taglia le ambasciate mai aperte, risparmi bluff su 4 sedi e 20 dirigenti, ma intanto arrivano 9.000 nuovi assunti nella scuola, che mi pare però di aver capito che in realtà sono 13.000. Intanto il Cavaliere è all'ospedale per un ginocchio, per la serie propaganda elettorale, anche muovendo a forza di inginocchiarsi a Napolitano e gli altri poteri si è slogato il ginocchio. E poi l'editoriale di Feltri, che se la prende un po' con i cosiddetti intellettuali di sinistra, colpevoli secondo il direttore editoriale del giornale di mettere un po' i bastoni tra le ruote a Renzi e fermarlo sulle riforme che sta portando avanti, anche perché queste riforme ho paura che facciano più danni che altro, visto la assoluta approssimazione di questo personaggio. Cioè lui sa tutto di tutto, ma così alla fine vabbè. E se la prende appunto in particolare con Rodotà Zagrebeschi e Salvatore Settis, e poi Nadia Urbinati, altri più o meno famosi e più o meno ciarlieri intellettuali di sinistra. Berlusconi che va in ospedale, i malumori azzurri, il governo non tiri la corda. Ecco, diciamo che interessante anche questa notizia di Roberto Cota, che chiede il giudizio immediato, vuole essere sentito immediatamente per chiarire in maniera veloce la faccenda dei rimborsi.
Ho chiesto di essere giudicato il prima possibile dal Tribunale Penale di Torino proprio perché continuo a ritenermi una persona onesta che non si è appropriato di un solo centesimo e che ha fiducia nella giustizia. Il golpe rosso ha cancellato 34 province di centrodestra. Nel 2009 PDL e Lega alleati avevano trionfato strappando alla sinistra 22 enti. Il decreto del Rio annulla proprio quel voto ribaltando la scelta dei cittadini, anche perché se le amministrazioni comunali sono per lo più in mano alla sinistra e se chi guiderà questo nuovo ente, no, che sostituirà le province è eletto dalle amministrazioni locali, è fatale che sarà difficile che eleggano dei leghisti. E poi appunto il bluff delle ambasciate mai aperte che vengono chiuse dal Premier, trucco sui risparmi. In Islanda e in Mauritania le sedi non funzionano, Santo Domingo e Honduras sono già senza ambasciatore e i tagli ai distacchi sindacali solo 20 persone. Beh, insomma, che questo qui sia sa vendere bene, un governo di propaganda, è 2 anni insomma, no, che lo stiamo verificando. Adesso abbiamo anche lo spread basso, stiamo attenti a non morire di spread basso, perché qui una volta rischiavamo di morire di spread alto, adesso rischieremo di morire di spread basso. La fine dei professori, da miracolo a sciagura, un attacco della ministra Boschi ai baroni del radical chic, bloccano le riforme da 30 anni e fa un po' il paio con, è diventata Feltriano o viceversa, insomma, no? La secessione non è un tabù ma un sogno per la crescita, è il titolo della pagina dedicata a quello che è successo in Veneto e il titolo della pagina è La bomba nord-est. Attenzione che a parlare di bombe perché è pericoloso. Bomba a carta, no? Il quotidiano. E poi una bella foto che arriva dalla regione Lombardia con la foto dei consiglieri regionali Fabio Rolfi e Iari Colla che espongono il Leone di San Marco. Siamo indipendentisti, arrestate anche noi, il cartello che espongono. E poi gli interrogatori davanti ai jeep, sparata del Serenissimo, prigioniero di guerra. Borghezio intanto incontra gli arrestati in carcere. Il tanco era un carro allegorico. Ricordo che fra gli altri in carcere è andato anche Lucio Chiavegato, esponente della LIFE e esponente di Punta dei Forconi, che insisteva a sventolare il tricolore. Ecco qua, diciamo che porta un po' sfiga magari sventolare il tricolore. Mi sono segnato qualche cosa, ecco, dagli esteri fotografò il dolore di Nassiriya, reporter uccisa dai talebani. E poi due aspetti differenti dell'Europa e di quantomeno un altro Stato, anche se non è l'Unione Europea. Europa Unita 1, sei lepenista, allora non ti invito più, la strana vendetta di un sindaco belga, rotto il gemellaggio con Beaucaire, una città francese che è stata vinta dalla Fronte Nazionale, per cui quando si parla di razzismo culturale non penso solo, che loro piangeranno per questa, no, sicuramente diranno vabbè, tieniti il tuo, cioè ponti d'oro eccetera eccetera, no? Si dice. A Bruxelles protesta contro l'austerity, manifestanti respinti con gli idranti, né più né meno di quello che fanno i regimi totalitari. E poi notizie invece che arrivano di tutt'altro genere, che arrivano dalla Russia. L'interventismo paga, Putin il conquistatore riconquista i russi, dopo l'annessione della Crimea lo zar Vladimir vola nei sondaggi. Vediamo un po' cosa abbiamo ancora qui, Marco. Abbiamo questo, che cos'è? Il giornale Milano, ma mi pare che non ci sia niente di particolare, no? Beh, anche qui comunque spazio dedicato alla Regione Lombardia, allo statuto speciale, il modello e il regime fiscale della Sicilia, che non sarebbe niente male. Referendum Maroni corre, voto unico con le europee. Il Presidente lancia l'allarme Expo, la legge sulle province genera caos istituzionale e rischia di creare ritardi per il 2015, perché cioè queste sparate propagandistiche che fanno a Roma, questi
incapaci, perché a questo punto si può dire, generano una serie di effetti collaterali che evidentemente non hanno preso in considerazione oppure non reputano effetti collaterali importanti. Poi vediamo di farci ridare anche la stampa dalla regista. Piano BCE da 1.000 miliardi è il titolo che vuol dire tutto e vuol dire anche niente di QN, il giorno quotidiano nazionale. La foto dedicata all'assassinio della reporter tedesca in Afghanistan, anche qui è specificato come fotografò la morte, come praticamente fu sempre in prima linea con i suoi reportage. E poi in coma da 100 giorni, Schumacher migliora, segni di conoscenza. E poi ovviamente quotidiano filogovernativo, per cui esercito semiserio dei secessionisti, articolo tra l'ironico e la presa per il culo nei confronti dei patrioti veneti. Un'intervista addirittura con quello che prima abbiamo nominato l'altro deus ex machina del PD, il nuovo genio dell'economia, Filippo Taddei. Il posto fisso costerà meno, e certo che costerà meno, cacceranno via tutti gli italiani e prenderanno tutta la gente a metà prezzo, gli 80 euro, ora la riforma fiscale. Non ho capito bene la risposta, ho letto un po' a grandi linee, però mi sembra di aver capito che sugli 80 euro ha glissato un pochettino. Sì. Sempre poi dal giorno quotidiano nazionale, Renzi al governo logora Silvio, Forza Italia crolla al 16,9%, sondaggio shock per gli azzurri. Volano intanto il PD e Grillo, addirittura Grillo al 25,5%, anche questa. Vabbè che sai, i sondaggi, siamo sempre lì, io lo dico sempre anche tu, che i veri sondaggi si fanno dalle 15 del lunedì, sì, quando si aprono gli scatoloni. E poi fai sparare il tanco, fuga generale, l'esercito semiserio dei Serenissimi, le carte dell'inchiesta, il leader facile prigioniero di guerra. Interessante invece l'intervista con Matteo Salvini. I carabinieri sembrano aver preso le congiure degli indipendenzisti veneti più seriamente dei mass media. Se il massimo dell'intercettazione porta pane, salame, candelotti, dinamite, l'arma più letale è questa ruspa che andrebbe a 2 km all'ora, se non ci fosse il dramma di 24 padri e madri in galera da giorni sarebbe una scena da Amici miei. Per domani state preparando una manifestazione a Verona alle 18, il titolo è Pacificamente liberi, l'idea non si processano. Invito chi ha tempo a leggere le 222 pagine che hanno portato in galera 24 persone. 2 anni di intercettazioni e pedinamenti hanno portato a scoprire la ruspa travestita da carro armato e niente più. Ma lei ha sorriso, le hanno fatto un po' pena questi aspiranti irredentisti. Alcuni li conosco, sono persone pacifiche che penso abbiano mai tirato nemmeno un piccione. E la ruspa come la spiega? Chiunque abbia visto quella pericolosissima arma si è messo a ridere. Il massimo della disobbedienza sarebbe stato tornare in piazza San Marco e salire sul campanile. Non penso un'azione di terrorismo che può portare fino a 14 anni la pena prevista, casomai può essere di cattivo gusto. Noi come Lega perseguiamo l'autonomia in maniera pacifica, questo però mi sembra il processo alle intenzioni e alle opinioni. I reparti speciali operativi dei carabinieri li impegnerei per la caccia ai mafiosi, non per cercare ruspe negli scantinati. La scelta della Lega è pacifica, tanto che in Veneto 2 giorni prima degli arresti finalmente è stato approvato il duplice referendum sull'autonomia e sull'indipendenza. Questa è la via principale e concreta. Ripeto, non si rischia il ridicolo lo rischia lo Stato. Come Lega chiediamo di quantificare il costo di questi 2 anni di pedinamenti per dare la caccia a pericolosi terroristi di 75 anni. Se oggi dovessi incontrare Rocchetta cosa gli direbbe? Pur essendo gente che con la Lega non ha più niente a che fare, sono vicino a tutti e 24. Non direbbe nemmeno che hanno fatto una cavolata, non mi permetto di dare giudizi, hanno un ideale alto e lo rispetto. Mi sembra che il succo di quello che pensiamo nei leghisti sia proprio concentrato nelle parole. Chiudiamo velocemente con la Stampa, la prima pagina. IRPEF 80 euro il tetto massimo, il governo crescita dello 0,8%, voto di scambio, le correzioni alla Camera, pene più leggere. Poi una foto che ci riporta alla visita della regina Elisabetta
in Italia, e in particolare con il Papa, con questi strani regali che si sono scambiati, una specie di mappamondo di ferro, le bottiglie di whisky, robe abbastanza incredibili, quantomeno insomma mi sembra un pochettino lontano da quelle che potrebbero essere le regole di due istituzioni così importanti. Berlusconi intanto continua a lamentarsi, parla, come dicevamo prima, ma non fa saltare il banco. Prevale il realismo di Verdini e Letta, per cui praticamente ulteriore via libera al governo accusato nello stesso tempo di essere un governo non eletto, non democratico. Passa il decreto del Rio, le province cambiano, abolizione solo con la riforma del titolo V, contrari Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, SEL e Fratelli d'Italia, per cui insomma non è così scontato insomma che portino avanti questa roba. Poi questo che è molto interessante, questa è molto interessante, è una notizia che è apparsa già da un paio di giorni, non tanti mezzi di informazione hanno dato il giusto risalto secondo me, ma considerando che è riuscita a allarmare perfino Alfano, ci sono 600.000 immigrati in arrivo. Il ministro dell'Interno: la UE potenzia i controlli, ma in effetti la UE potenzia i controlli, controlla attentamente che restino tutti in Italia. Poi allora Alfano ha detto: attenzione, c'è una bomba all'orologeria che sta per scoppiare perché possono venire qua 600.000 persone. E volevo dire, peccato che non abbia aggiunto: l'Italia sta facendo la sua parte, ha tolto il reato di immigrazione clandestina. Beh, diciamo che ha tolto anche il ministro dell'Interno l'Italia, infatti abolito, perché è una persona che è lì al governo in un carico, con un incarico delicato, importantissimo, è lì esclusivamente per coltivare la sua poltrona e quella dei suoi amici e basta. Cioè lui utilizza la carica del ministro dell'Interno semplicemente per visibilità politica e per cercare di comprare di qui, comprare di là, far venire nel nuovo centrodestra gli ex, i delusi di Forza Italia, eccetera, eccetera, creare praticamente un partito. E poi dimostrano anche, visto che loro sono quelli buoni, dimostrano anche che accettando il rischio che i barconi partano ancora da quelle coste, accettano il rischio che tanti possono di nuovo annegare, quindi possono di nuovo morire, e poi loro si preparano a fare le loro lacrime di coccodrillo. Allora, il regista ci dice che abbiamo già 2 telefonate in linea. Segnalo per chiudere dalla stampa la pagina dedicata ai fatti del Veneto. Indipendentismo, il caso Veneto, nel paese del tanco, ma quale rivoluzione, sono dei bravi tosi. L'ex sindaco modenese: la nostra gente è con loro, adesso serve il referendum. Solidarietà della Lega, ma i venetisti non si fidano, finché ci sono loro si fa poco. Beh, insomma, mi sembra, vabbè, ognuno insomma la pensa un po' come vuole. Allora apriamo le linee 02 66 20 35 29, ripeto, il filo diretto oggi andrà avanti fino alle 10 e sentiamo i primi 2 ascoltatori. Sì, buongiorno, sono Stefano di Besozzo. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Io volevo invitare la Lega, in merito a una notizia che avete letto prima, di fare un'indagine conoscitiva per vedere a quanto ammontano le detrazioni del coniuge a carico. Io vi do un esempio concreto. Se io guadagno 1.520 euro in busta paga netto, sto parlando del netto, non ho diritto alla detrazione degli 80 euro. Però avendo una detrazione a carico che ammonta complessivamente in un anno 950 euro, tra l'altro quasi praticamente 80 euro al mese, cifra, ecco, io arrivo poi a prendere uno stipendio dunque di 1.440 euro al mese, però il mio stipendio ufficialmente rimane 1.520 euro, per cui non avrò detrazione. Per cui, come dicevate poi, escono dalla porta e rientrano dalla finestra. Sì. Questo è il metodo classico, no, di questo Stato. Grazie Stefano. Con l'altra ti finge di darti qualcosa. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Scusate, dunque parlavamo degli emigrati, che sono 600.000 persone in arrivo sulle coste pronto per imbarcare in Sardegna, cioè in Italia. Alfano si è lodato lui stesso dicendo che noi, l'Italia, è la nazione più ospitale al mondo, alle spalle di noi italiani però Alfano.
fanno alle spalle di noi italiani. Certo. Qui ci vuole una rivoluzione nazionale per buttare giù questo governo, e tutti i politici che abbiamo non sono capaci di dominare l'Italia, di governare l'Italia. Ci vuole un movimento nazionale, inutile che stiamo lì, stanno arrivando, invece di parlare di questo, organizziamoci che nasca una rivoluzione nazionale, tutti dobbiamo collaborare. Chi non collabora naturalmente è PD, pazienza, ma la maggior parte non è fatta dei PD l'Italia, è fatta anche degli altri, certo, degli altri partiti, certo. Certamente dobbiamo collaborare tutti, di dare un colpo di Stato anche, perché nelle altre azioni lo fanno, e perché non fanno in Italia, che noi abbiamo esigenze veramente, abbiamo di questo no. Siamo esigenti veramente di questo, noi abbiamo bisogno di un colpo di Stato, per carità, ma una grande rivoluzione nazionale ci vuole sì. Qui, dai. Un bello ribaltamento. In altri stati lo fanno le rivoluzioni perché non hanno gli italiani. E poi io dico che prospettive, anche volendo essere buoni a tutti i costi, che prospettive si possono dare a migliaia e migliaia di immigrati che vogliono entrare, quando si dice che il 50% dei nostri giovani sono disoccupati? Probabilmente puntano su un suicidio di massa di almeno 700.000 italiani. Che vuol dire illudere le persone e comunque danneggiare la nostra società. 2 chiamate, pronto? Sono Albino da Torino, buongiorno. Buongiorno Albino. Buongiorno. Ascolti, perché non si dice molto chiaramente che il reato di immigrazione clandestina in Italia esisteva solo sulla carta, per un semplice motivo, perché chi lo applicava? Noi non siamo un paese che la Costituzione dice il potere è in mano al popolo, il potere è in mano alla magistratura, la magistratura fa quello che vuole, è lei che comanda, quindi i magistrati non applicano le leggi, i magistrati interpretano le leggi, onde per cui a questo punto avere le leggi contro determinate cose, determinate situazioni, in Italia non servono a niente, perché il tutto va a seconda dell'umore giornaliero del magistrato, poi basta guardare le sentenze, da una parte si dice una cosa per lo stesso reato, da un'altra parte lo stesso reato viene interpretato in una maniera differente, quindi a questo punto qua non serve purtroppo a niente, noi siamo in una situazione dalla quale non usciremo più, e questa è la tragedia, questa è la fregatura, mi spiace moltissimo. Grazie. Io ho 70 anni quasi, quindi vado tranquillo, non me ne resteranno non so quanti, ma voglio vedere le nuove generazioni dove si troveranno. Grazie Albino. Grazie. Passiamo all'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabio Chiese. Ciao Fabrizio, ciao. Ciao, una volta dicevo Padania, buona Padania, ma adesso devo dire Padania libera, perché di buono non c'è più niente. Volevo rifarmi alla telefonata di quel signore che ha parlato degli 80 euro di detrazione per il coniuge a carico, no? Sì. Se voi provate a pensare, se in una famiglia lavorano in 2 marito e moglie e hanno uno stipendio inferiore ai 1.500 euro, tutti e 2 hanno diritto ad avere 80 euro in più in busta paga. Se poi nelle disgraziate famiglie dove lavora solo uno e che magari prende qualcosina in più, gli tolgono anche la detrazione per la moglie, pertanto bene fatto 2 volte, no? Fanno finta di dargli gli 80 euro, poi gliene togliono 80 per la detrazione del coniuge a carico. Ma io veramente non capisco più se questo è un paese di marionette, di imbecilli o di che cosa. Anche questi giovani del PD, mi viene in mente la Madia, quella che è incinta, che è il ministro, che ha detto sì, licenziamo un po' di statali, li mandiamo in prepensionamento, poi assumiamo i giovani. Praticamente unisce spesa a spesa, no? Fabrizio, praticamente per gli statali, secondo questo ministro, la legge Fornero non si può applicare. Sì, stavo dicendo che per i poveracci che lavorano presenti nel settore privato, no, quelli si sfiancano, devono crepare fino a 67 anni. Gli scribacchini seduti 6 ore al giorno a non far niente, no, vanno anche in prepensionamento e così li manteniamo anche in pensione. Ciao, ti saluto. Ciao, grazie Fabrizio. Abbiamo qui le telefonate. Una telefonata dietro l'altra. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Gigi da Brescia. Io volevo fare sempre solo una semplicissima considerazione velocissima. A me uno dei fatti che mi ha meravigliato di più, oltre a tutto il resto, il fatto che abbiano eletto per esempio la Serracchiani in Friuli. Cazzo, io scusi, come possiamo cercare di fare qualche cosa quando in Friuli questi qua votano una di Roma che viene da Bruxelles e dal PD? Io veramente sono
sconvolto da questa faccenda qua. Chiaramente tutto il resto lo conosciamo tutto, Certo. tutti quelli che stanno succedendo. Io credo veramente che qui o ci muoviamo o veramente ci asfaltano, perché questo è l'indirizzo su cui stanno andando. Poi tutto il resto, ha ragione quello che ha parlato prima, è tutto in mano ai pennivendoli e alla magistratura, appunto, e vengono da Bruxelles, chiuso. Io non ho altro da dire, sono scorato, ma io voterò sempre Lega Assolutamente. e andiamo avanti così. Grazie Gigi. Passiamo a altre telefonate. Pronto? Sì. Sì, ciao carissimi, io telefonavo praticamente solo per salutarvi, per ringraziarvi del servizio offerto, soprattutto Giuliano, di cui sono un grande estimatore. Solo una notazione: mi pare che la magistratura contabile, rilacciandomi alla penultima telefonata, abbia già bocciato la pirlata della Madia, avendo fatto i conti e avendo dichiarato che sarebbe un esborso economico troppo forte, per cui alla mattina ha detto una cosa e il giorno dopo chi fa i conti Eppure sai, io penso che questa cosa andrà in porto. Ma no, penso proprio di no questa volta, perché questa volta credo di no. Vediamo. Questa sarà l'ennesima figura di merda. Vediamo. Ciao, grazie. Un'altra chiamata, poi magari qualche commento. Pronto? Pronto? Sono Sì. Filippo da Genova. Buongiorno Filippo. Buongiorno. Dunque, sì, ha ragione quei signori che parlano della magistratura, che purtroppo abbiamo visto fra Ballarò, poi quell'altro Sartoro, siamo stati 30 anni quei delinquenti del PD a parlare di Berlusconi, 30 anni. Ci hanno fatto andare tutti col culo a terra e continuano. Adesso ci hanno messo una barcata di donne lì, quel PD che potrebbe aprire un casino, potrebbe aprire quei delinquenti. In senso ironico, ovviamente. Grazie. Dov'è? Però noi le faremo pagare le tasse, perché se passa il referendum almeno pagheranno le tasse. Abolizione legge Merlin. Ricordiamo che ci sono appunto 5 referendum assolutamente importanti. Recatevi presso i banchetti e le sezioni della Lega a farvi dare la documentazione. Altre 2 telefonate, caro Marco. Pronto? Mi sa che avrai un filo diretto ininterrotto fino alle 10. Fino alle 10, pronto? Sono in diretta? Sì, in ci diretta. sei. Allora voglio dire, ma quelli del PD sono proprio un branco di coglioni, perché hanno i bambini e i ragazzi senza lavoro e votano ancora PD, non votano ancora le leggi contro per l'immigrazione, per quelle cose lì. Ma vogliono bene questi ai bambini o ai figli o no? Diciamo grazie. Diciamo che ormai è storicamente provato che l'elettorato del PD è una macchina da guerra e poi votano qualunque cosa. E poi vedete che non solo non vogliono bene probabilmente alle nuove generazioni, ma non vogliono bene neanche all'immigrato, perché quando sentiamo che con €1 al giorno puoi far vivere dignitosamente un immigrato in certe zone dell'Africa, invece loro preferiscono farli venire qua dove ci costano €80 magari per farli vivere come delle bestie, ecco, €80 al giorno per farli vivere anche male, quindi vedi che la loro solidarietà è tutt'altro che disinteressata. C'è un'altra chiamata? Altre chiamate? 2 ancora, pronto? Tutti uomini stamattina, ma le sciure dove sono? A fare i mestieri, pronto? Pronto? Sì, sei in diretta, parla. Sentivo un'altra voce. Buongiorno a tutti, ciao Giuliano. Ciao. Sono Luigi D'Alba, sto arrivando dalla Francia, sempre io viaggio. E viaggiando per l'Italia del Nord, non andiamo, e senti i discorsi della gente, parli con gli operaio, perché caricando a Sassuolo, a Breganze, parli con gli operai, non parli con i cappuccioni. E senti gli umori, e non ce n'è uno che sia contento, specialmente nell'Emilia Romagna rossa, specialmente con gli extracomunitari che gli importano via il lavoro, dove l'autista prendeva €3.000 al mese, ne prende solo più 1.600 se vuol farlo, perché altrimenti c'è il rumeno, il polacco che gliele fa a 1.600, tutti incazzati. Poi gli chiedi: ma per chi voti? Per il PD. Allora cazzo, pronto. Secondo, le leggi in Italia sono: per gli amici si interpretano, per i nemici si applicano.
giusto? La causa non è il governo, gli italiani devono pensare che la causa è degli italiani. Chi è che ha proposto l'emendamento sull'immigrazione clandestina e la cancellazione? Chi è che l'ha proposto? Il 5 Stelle. E vanno al 25% e poi sti comeri si lamentano che hanno troppo extracomunitari. Ma qua non è il problema dello Stato, il problema sono gli italiani. Guardi, e finché abbiamo quella mentalità lì andremo del culo, non c'è niente da dire, perché io frequentando quasi sempre le regioni rosse e vedo i discorsi che fanno, poi puntualmente sbattono la testa contro il muro, allora siamo deficienti e non si andrà da nessuna parte. Ciao, buona giornata. Ciao. E hanno quella strana malattia che quando entra in cabina uno si dimentica tutto, no? Si dimentica il mazzo che si è fatto durante la settimana. O che nelle regioni rosse ti dicono: va bene, tu puoi lamentarti, ma guarda che se non voti PD, gli appalti, i lavori, non li prendi perché... diciamo che è un sistema ben oliato che funziona come un orologio lì. Pronto? Ciao, sono Marco da Mantova, ciao entrambi al regista. Ciao. Si chiama Sindrome di Stoccolma. Io mi ero fatto un appuntino poco fa, volevo dire quello, ma poi sentendo le telefonate precedenti alla mia ho pensato di aggiungere due cose a quello che hanno detto i signori. Allora, la persona che parlava di rivoluzione, di qui, di là, di là, ragazzi, abbiamo a che fare con gli italiani che sono disinformati, non amano informarsi e sono menefreghisti. Poi abbiamo Papa Francesco che fa ballare a tutti quanti con le sue tesi. Abbiamo i ben pensanti. Io consiglio a tutti una canzone di Frankie e Energy MC che si chiama Quelli che ben pensano, che presentò ad un festival di Sanremo una quindicina d'anni fa. Se potete trovatela, prima magari ascoltatela. Quindi siamo messi da pecora, perché l'italiano medio non è il francese. Il francese è gente tosta, gli italiani sono degli stracchini, per intenderci. Siamo praticamente, almeno la stragrande maggioranza di noi è degli stracchini. Noi siamo ormai entrati in un sistema autoritario che nemmeno se ti tolgono il voto gli italiani forse reagiscono. Ci hanno tolto il voto delle province lasciandoci le province, poi chiudo. Ci hanno tolto le città metropolitane che non permetteranno più ai cittadini dei comuni più piccoli di andare a votare, quindi di controllare quello che faranno i consiglieri comunali e tutto il resto. Tra un po' vedrete che a breve cercheranno di cancellare le regioni, prima depotenziandole e poi dicendo: vedete, le regioni sono delle fonti di spreco e quindi vanno tolte e quindi non esisterà neanche. Grazie Marco, scusa ma ti devo salutare perché c'è la pubblicità, siamo già in leggero ritardo. Io intanto approfitto per salutare tutti gli amici. Lascio il campo libero a Marco che starà qui in studio fino alle 10 a raccogliere le vostre telefonate. Raccomando come sempre la partecipazione concreta a tutte le attività della Lega, convegno oggi, manifestazione domani e come sempre acquistate la Padania, seguite tutti i mezzi della Lega, ricordo domani sulla Padania, pagina radio con anteprima non solo. Buona domenica, buon sabato, buona domenica a tutti e buon proseguimento della trasmissione all'amico Marco. Ciao Giuliano e ci risentiamo tra poco. Caldo, freddo.
ma come annunciato prima da Giuliano sarete in mia compagnia fino alle 10 con le vostre telefonate. Ecco, prima di ricevere già l'ascoltatrice che c'è in attesa, ricordo che dalle 10 non ci sarà la trasmissione di Roberto Brivio, ma ci sarà la nostra Ilaria con un'edizione fuori orario del suo programma. E poi ricordo che sia la manifestazione di domani a Verona alle 18 che il Basta Euro Tour di oggi pomeriggio alle 17:30 in provincia di Udine saranno seguiti e trasmessi in diretta da Radio Padania. Prendiamo le 2 telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Liliana dalla Val Ceresio. Buongiorno. Sto pensando che fra poco canteremo tutti quella famosa canzone che cantano in ogni occasione quelli della sinistra, no? Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Anche se non è una improvvisata, perché sono anni che stanno, è un progetto vero e proprio, no? La regia della signora Chienghi, nessuno me lo toglie dalla testa, è abilissima e furbissima, ha già ottenuto che le navi che dovrebbero respingere gli invasori vanno a prenderli, ha ottenuto di eliminare il reato di clandestinità, i fondi che andavano alle vittime della mafia vanno a loro. Questa signora è furbissima. Dovremmo noi, ho un suggerimento, la Padania, no? Dovrebbe per almeno qualche giorno, il giornale, io direi anche una settimana, vista la gravità della cosa, uscire a pagina intera, a prima pagina completa con questo argomento, parlando della incapacità di chi dovrebbe curare la sicurezza, eccetera, eccetera. E in fondo ci mettiamo Europa, dove sei? Anche in inglese, Europe, where are you? Grazie signora del suggerimento. Un'altra chiamata, pronto? Pronto, sono Giovanna, sì, ma se dobbiamo combattere, sono Giovanna di Montechiari, sì, ciao Marco. Ciao. No, se però dobbiamo combattere come parlava la signora, insomma, mi sembra un po'... Se la Chienge diceva lei che è furbissima, e noi perché non lo potremmo essere più di lei? Scusi, cioè non ho capito signora, e allora svegliamoci un po' tutti. Ecco, io domenica ci sarò Marco, sono in prima fila, a me non me ne frega niente. Anch'io. E voglio conoscerti Marco. Volentieri, io ci sarò, ecco. Quindi basta chiedere. Buona giornata a tutti, ciao. Grazie, Marco, buona giornata. Buona giornata. Ciao. Pronto? Sì, buongiorno Marco, Walter da Mestre. Buongiorno Walter. Senta Marco, io vorrei che fosse chiaro a tutti che non ci sarà una parvenza, non la sostanza, ma non ci sarà una parvenza di libertà democratica fino a quando ci saranno i nominati e non gli eletti. Allora, ho sentito gente che diceva forse la magistratura è di parte, oppure certamente la magistratura è di parte. Faccio presente che gli stipendi pagati ai parlamentari, in genere a tutto il ceto politico, servono semplicemente, o sono serviti semplicemente a Berlusconi per far pagare i propri avvocati eletti in Parlamento, a buona parte della sinistra a pagare, tra virgolette, per garantire nel tempo delle sontuose carriere a magistrati che si sono prodigati ovviamente per accentuare certe situazioni a destra e per nascondere certe situazioni a sinistra. Quindi è chiaro che fino a quando le persone verranno scelte dalle segreterie dei partiti, non sarà possibile eleggere, il singolo cittadino non potrà eleggere chi secondo lui è una persona valida, indipendente e capace, non ci sarà nessun tipo di libertà e soprattutto la cosa più fastidiosa è che saremo sempre noi a pagare questa gente, gli avvocati per Berlusconi e i magistrati per la sinistra. La saluto Marco. Grazie, buona giornata. Pronto? Un'altra chiamata, prima vediamo se riesco a fare 2 commenti. Pronto? Sì, ciao, sono Antonio di Sinisella. Ascolta, io dico, dai, tante parole, noi ne diciamo tante, ma per quanto riguarda l'euro, è vero, ci ha disastrato, ma non è stato tanto l'euro.
sono state tanto questi aumenti che ci sono state queste diminuzioni di buste paga o di soldi che non valgono niente, perché se io devo tornare alla lira e devo pagare 4.000 lire la benzina, allora sto con l'euro, scusate, cioè come si fa a dire adesso c'è la lira o fra poco ci sarà la lira o magari quello che sia e la benzina la paghiamo 500 lire o che so o 1.000 lire, allora fatelo con l'euro, portatela a 50 o 70 centesimi la benzina, non andiamo l'euro e portate a 70, 80 o 90 euro le case, gli affitti, perché così non si può andare avanti in queste situazioni. Cioè, e qui anche per quanto riguarda prima c'erano i rottamai, no? Ad esempio perché mio papà aveva un camioncino piccolino, un motocarrino, andava quel po' di ferro che poteva andarlo a prendere e guadagnava qualcosina. Ora con l'euro non si può fare più niente, ci vuole la partita IVA, ci vuole quello, ci vuole quell'altro, ma non si guadagna più niente, ragazzi. Hanno fatto delle cose per bloccare il commercio. Io non lo so dove dobbiamo andare a finire. Ciao. Ciao, grazie, buona giornata. Chiedo al regista, sì, sono un attimino, allora, bloccate le linee, fra un minuto le riapriremo, così almeno fare un paio di commenti. Ecco, allora, Gigi, uno dei precedenti ascoltatori che avevano telefonato, si dice scorato e deluso. Ecco, perché giustamente dice tanta gente si lamenta, noi cerchiamo di far capire o comunque di spiegare le nostre ragioni, però loro votano sempre gli altri, come è stato in Friuli la Serracchiani. Ecco, io a volte dico non possiamo salvarli tutti, c'è qualcuno che probabilmente è nato schiavo e merita di morire schiavo perché così vuole. Io però dico noi non dobbiamo mollare, quantomeno per poter dire un giorno noi l'avevamo detto, noi ci siamo battuti, noi non abbiamo tenuto la bocca chiusa. Se poi le cose sono andate in un certo modo, io comunque mi sento la coscienza a posto di non essermi rassegnato. E poi comunque penso che la forza delle idee prima o poi qualcosa riuscirà a farci ottenere. La signora, ecco, dalla voce molto gentile che diceva ci sveglieremo un giorno, canteremo, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Ecco, l'invasor che può essere l'immigrato come diceva lei, ma qualcuno si sveglia la mattina anche e trova non solo l'invasore immigrato, ma trova qualcuno che gli bussa alla porta per cercare magari delle bandiere o dei foulard o delle spille da sequestrare. Quindi ci sono risvegli e risvegli anche. Poi ecco, sì, il discorso anche degli immigrati che la signora faceva notare sempre per il discorso della Kyenge, che lei vorrebbe far venire qua tutti, però chi difende la nostra sicurezza. Ecco, io voglio anche sempre per fare un parallelismo con quanto accaduto ai cosiddetti secessionisti, cioè ci sono le autorità, la marina militare che va a prendere al largo centinaia di persone senza uno straccio di documento. E io dico, se tra loro ci fosse qualcuno, non so, che si è addestrato in qualche campo per terroristi, per aspiranti kamikaze, qualche cellula di Al-Qaeda, questi senza documenti si imbarcano su una di queste carrette del mare, la nostra marina va a prenderli e li porta sulle nostre coste, e questi, se sono poi addestrati, figuriamoci quanto possono rimanere in un CIE, e quindi scappano e possono fare quello che vogliono, e immaginiamoci cosa. Quindi queste non fanno scandalo, anzi si continua a proseguire in questo modo, e poi si vanno ad arrestare delle persone che hanno documenti, residenza ben visibile, un lavoro onesto, perché al telefono avrebbero usato dei termini un po' troppo forti. Ecco, questo secondo me dovrebbe far riflettere. Poi, ecco, dopo riapriamo le linee, Walter De Mestre diceva i nominati, non ci vogliono i nominati perché i cittadini possono scegliere. Va bene, noi possiamo secondo me mettere chiunque, mettere qualsiasi legge elettorale, ma finché il cittadino non deciderà di informarsi e di sapere anche valutare le cose, non informarsi a senso unico, anche se gli dai la possibilità di scegliere, sceglierà sempre quello che il Repubblica, il Corriere della Sera gli avrà detto di scegliere. Quindi ogni cittadino comunque deve anche essere capace di decidere il proprio futuro. Riapriamo le linee, che ci sono due chiamate. Pronto?
Buongiorno. Buongiorno, Carme Milano. Tanto per parlare di una cosa un po' positiva, volevo confermare, è stato detto nella precedente trasmissione, che i ticket sui farmaci generici non si pagano. Io sono andata in farmacia e per alcune patologie non posso prendere i farmaci generici, ma per quello per cui posso prendere non ho pagato. Poi volevo dire un'altra cosa, quando dite quello che costano gli immigrati al giorno, mettete vicino anche quello che danno gli invalidi civili italiani, che sono 8 euro al giorno. Grazie, buongiorno. Buongiorno, giustissima osservazione. Un'altra chiamata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Fabio da Udine. Buongiorno Fabio. Volevo dirvi a proposito dell'indipendenza dei popoli, l'autodeterminazione, andate a leggervi l'articolo 10 della Costituzione italiana e vedrete una bella sorpresa. A me l'ha fatta notare un mio amico. È una bella sorpresa. Provate ad andare a leggere l'articolo 10 della Costituzione italiana anche alla radio e vedrete cosa dite, specialmente sul popolo veneto, al paragrafo 4. Buongiorno, Padania Libera. Grazie dell'importante suggerimento che vedrò di fare mio. C'è qualche telefonata? Sì, un'altra chiamata, pronto? 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 Buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, è in linea. Grazie. No, io volevo una cortesia. Prima è stato letto, però purtroppo ho sentito molto male. Io sono Sara, telefono dalla provincia di Monza. È stato letto qualcosa sulla Le Pen che riguardava sia Salvini sia i 5 Stelle. Volevo sapere se riusciva magari a darmi delle informazioni maggiori, perché mi interessava e non ho capito bene cosa era successo, se è possibile. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Ecco, adesso i quotidiani sono stati portati nell'altra stanza. Comunque la Le Pen commentava praticamente le dichiarazioni di chi diceva che il Movimento 5 Stelle è molto simile al partito della Le Pen. Invece lei specificava che pur essendoci qualche convergenza su alcuni punti, il Movimento 5 Stelle è tutt'altra cosa, perché non si sta opponendo come dovrebbe a questa Europa e a questo sistema dell'euro. Un'altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buona Padania. Buona Padania. È in linea? Mi senti? Sì, sento. Volevo dire, non è vero quello che c'è, forse non lo sa, quel camionista di Alba che va sempre a Sassuolo a caricare le piastrelle. Innanzitutto a Sassuolo c'è il centrodestra, con il vice sindaco della Lega, e quando entri a Sassuolo c'è scritto in dialetto Sassuolo. E poi non è vero che qua dove sono le regioni rosse si continuerà a votare rosso, perché Castellarano, un altro comune vicino a Sassuolo, il PD aveva il 49 e al 23 con i Grillini al 27. Cioè, capito? E quest'anno ci saranno delle grandi sorprese alle prossime europee, in Emilia Romagna, ci saranno delle grandi sorprese. Poi in questo paese, con questi extracomunitari che in Spagna gli sparano dietro, in Grecia non li fanno sbarcare, è una balla che ti dicono, non è l'Europa, lo diranno i nostri politici l'Europa, ma se qualcuno si guadagnerà sotto, poi costano 140 euro al giorno, perché l'Audi di Reggio Emilia nel 2012 aveva 1.700.000 euro in più per i servizi fatti agli extracomunitari, che non pagano un ticket, non pagano niente, cioè, hai capito? Grazie. E come può cambiare questo paese? Quando ti dicono le TV di Stato pubbliche che devono mettere tutto il lavoro sommerso, abbiamo i magistrati più pagati del mondo, i politici più pagati del mondo, i manager con aziende di fallimento più pagati del mondo, è inutile che stiamo di parlare. Una cosa importante c'è una, che domani ci sono una grande manifestazione a Verona e cercherò di esserci anche io. Benissimo. Allora drizzeranno un po' le orecchie, forse qualcosa, non lo so. L'importante è quello. Buona Padania, ciao. Grazie, buona Padania, ciao. Un'altra chiamata, pronto? Sì, buongiorno, sono Margherita, chiamo da Bergamo. Condivido in pieno tutto quello che ha detto l'altro ascoltatore, però mi facevo una domanda. Volevo sapere, ma quanto costano a noi? Perché io sono sicura, penso che paghiamo noi cittadini italiani l'arrivo e i militari, le spese per questo Mare Nostrum, per tutti questi clandestini, però nessuno va in televisione e dice mai quanto spendiamo per tutta questa gente. Se i cittadini italiani sapessero la verità non sarebbero così tanto accoglienti, io penso. Mi può dare qualche delucidazione? Grazie, buona Padania. Grazie, buona Padania a lei. Un'altra chiamata.
Pronto? Pronto, ciao Marco. Ciao. Pronto, ciao Marco, ci siamo visti a Rodengo Saiano. Ah, bene, bene. Ascolta, io sono qui della Padania di Ranica, sto raccogliendo ancora le firme per il referendum, però nel leggere i giornali, siccome sono andato a fare il 7.30 questa settimana, ho chiesto di poter firmare per il 2 per 1000 sulla dichiarazione dei redditi, mi fanno no, non è ancora, non si può firmare. Se potete un po' chiarire la questione, perché qui dal libro di oggi c'è scritto invece che uno presentando la scheda può già mettere il 2 per 1000 alla Lega, insomma. Questo purtroppo non so a che punto sia la normativa, se è già attiva o meno. Comunque se tu ti rivolgerai, non so, a qualche centro di assistenza fiscale per fare la dichiarazione, sicuramente loro sapranno se è già attiva o no. Ecco, prima di prendere la prossima telefonata ho cercato velocemente su internet l'operazione Mare Nostrum, quindi quella grazie alla quale si va a prelevare i clandestini direttamente in mare aperto, costerà 10 milioni di euro al mese, quindi una bella cifrettina. Ecco, poi c'è, come diceva un'ascoltatrice prima, i nostri invalidi reali, però quelli veramente invalidi e handicappati, disabili e tutto quant'altro, che percepiscono erano 249 euro all'anno, al mese di sovvenzione, adesso deve essere stato aumentato di qualche decina di euro, quindi è una bella vergogna. Pronto? Sì, buongiorno, parlo da Brescia, buona Padania. Buona Padania. Sono contente tutte le associazioni che si interessano agli extracomunitari. Non so se vuoi informarti, c'è un circuito SPRAR, SPRAR, che finanziamo, dove hanno 20.000 posti, insomma si interessano di 20.000 persone extracomunitarie, anche perché per la sicurezza del cittadino, quello che dice la nostra Costituzione, l'hanno cancellata praticamente, perché anche la Bonino, per tutto dire che ha detto che c'è pericolo di infiltrazioni terroristiche di quelli che vengono, il nostro grande ministro non ne parla, perché ha avuto dei settori dei servizi segreti, no? E poi il fatto di Grillo vuole proprio cancellare le province del tutto, diciamo così, vota contro così per partito preso. Se loro volessero far cadere il governo dovrebbero uscire dal Parlamento, solo che vogliono finire la legislatura e fare i loro 5 anni, così hanno anche loro le loro prebende. E poi loro proteggono quelli del TAF, i terroristi che vanno a bruciare i cantieri dove ci sono venuti a costare 7 milioni di euro, perché hanno bruciato il Caterpillar, Ruspe, tutto quanto. Questi qui sono i grillini, sono di estrema sinistra, signori. Grazie. L'ultima telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io telefono da Torino. Volevo sapere una cosa, se sono io che sbaglio o che ditemi qualcosa. Io vorrei sapere di preciso, perché tutti ci lamentiamo di questa gente che arriva, ci costano un patrimonio, bisogna dire quanto costano al giorno queste navi che vanno a prenderle. Fare il nome chi li vuole. Io penso che chi li vuole soltanto è il Vaticano, che il Vaticano comanda lui, è il Vaticano che li vuole e i comunisti che li vogliono. Io vorrei sapere da voi la verità, il nome, se si può dire o se non si può dire. Grazie. Il nome di chi li vuole, non c'è un nome solo, una sfilza penso che almeno il 70% dei parlamentari di sicuro li vogliono, tutti quelli che hanno votato per abolire il reato di clandestinità. Però un tempo fa il nostro Pierluigi Pellegrini di Radio Padania aveva lanciato l'iniziativa Adotta un clandestino, aveva detto: chi è così generoso e vuole adottare un clandestino, quindi farsene carico in tutti i modi, mandi qua i suoi dati, nome, cognome, indirizzo, e noi li forniremo alle associazioni a chi di dovere. Se non sbaglio non se ne ha fatto avanti neanche uno, perché sono tutti bravi a fare, come si dice, i cosi con gli organi degli altri. Adesso vi saluto, vi ringrazio, ho preferito finire un minuto prima
il filo diretto per dedicare a tutti i fratelli veneti l'inno di San Marco, ricordando la manifestazione di domani, domenica 6 aprile alle 18 a Verona, in Piazza dei Signori, con il nostro Matteo Salvini, per la libertà delle idee. Buona Padania e buon fine settimana. Vogliamo sul